La nostra è un'azienda di famiglia, partita negli anni 70 da mio papà, quindi abbiamo festeggiato il 50esimo e con Gabriele adesso andiamo avanti ad aggiungere valore all'azienda. La nostra è un'azienda di meccanica di precisione, non è nel mondo dello spazio, anzi non era, e siamo più nel mondo del manifatturiero, nel mondo del motorsport, dell'injection molding, del racing, e della farmaceutica e della medicale. Il settore dello spazio, ancora 10 anni fa, mi creava questo entusiasmo perché sono lavorazioni di meccanica di precisione e quindi in momenti non sospetti ho cominciato a lavorare per questo settore e adesso, dopo 10 anni, possiamo dire che abbiamo aperto il mercato. Quindi io dico di crederci, di farlo non quando serve veramente, ma di farlo con un investimento nel futuro perché ci vogliono più anni per riuscire a entrare nel settore. All'interno della RIR AIRE c'erano già aziende dello spazio, quindi all'inizio è cominciato a essere una rappresentanza per gli iscritti, quindi noi ci siamo presentati alle varie aziende all'interno e abbiamo cominciato a lavorare per chi era all'interno della RIR. Questo ci ha permesso di imparare il settore, di conoscerlo e adesso aprirci a mercati nuovi e aziende molto più grandi. Quindi l'approccio è stato prima tra la rete e adesso stiamo cominciando a lavorare per aziende molto importanti.